Altro blitz congiunto dei carabinieri del comando provinciale di Agrigento, guidati dal colonnello Giovanni Pellegrino e del personale della capitaneria di porto, agli ordini del capitano di fregata Gennaro Fusco, alla Scala di Turchi. Ancora una volta il sito, nonostante sia sotto sequestro e dunque in parte inaccessibile, è stato preso d'assalto da numerosi turisti che, violando i sigilli e aggirando le barriere, hanno deciso di salire sulla famosa Marna Bianca. All'arrivo delle forze dell'ordine molti avventori si sono dileguati, ma almeno una decina di loro sono stati prontamente rintracciati, identificati e denunciati per l'ipotesi di reato di violazione di sigilli, trasgressione punita ai sensi dell'articolo 349 del Codice Penale, con la reclusione che prevede l'arresto da 6 mesi a 3 anni. Questi soggetti, transitando dal mare o scavalcando la recinzione, che risulta essere danneggiata in più punti, hanno messo a rischio la propria incolumità, violando i sigilli posti a tutela del sito di notevole pregio ambientale, disattendendo le ordinanze di interdizione per salire a ogni costo sulla popolare scogliera. Al termine del controllo e dopo aver liberato la Marna dai turisti indisciplinati, si è atteso l'arrivo del personale del servizio civico del comune di Realmonte.